Nome, Dino, cognome, Del Mestre, età. 52 anni. Oltre al calcio, quali sono i tuoi hobby? Lettura, cruciverba e tutto quello che concerne il discorso documentari. Prediligi utilizzare il cartellino o il dialogo? A seconda dei casi, una volta il cartellino e molto spesso il dialogo. Per quale motivo? Perché c'è qualche giocatore che il dialogo non basta e quindi bisogna prendere dei provvedimenti un attimino un po' più drastici. Il tuo piatto preferito? La paella. Descrivi gli arbitri, sono come? Gli arbitri sono come l'araba fenice, nel senso che tutti li accercano e se non ci siamo noi le partite non si portano a compimento. Che genere musicale preferisci? Ha un po' di tutto, generalmente comunque la musica italiana, cantautori in particolare. Qual è un tuo aspetto caratteriale che vorresti cambiare? Ma a dire la verità niente, credo di essere perfetto così. In campo, hai mai la percezione di sentirti solo e indifeso? No, in campo no, assolutamente, anche perché noi come arbitri abbiamo la possibilità di non sentirsi indifesi perché abbiamo diversi strumenti per farci ascoltare anche dai giocatori meno volenterosi. Qual è la più grande soddisfazione che hai ottenuto nella tua vita sportiva? Nella mia vita sportiva ho avuto il riconoscimento di alcune società in ambito dilettantistico, un po' come dirigente, un po' come anche calciatore. Parlo di 25 anni fa, quando il calcio a livello dilettanti, la qualità del calcio a livello dilettanti era un po' più alta di adesso. E a livello, in campo amatoriale, a livello di Lega Calcio? Il riconoscimento da parte del gruppo di amici di arbitri, il riconoscimento da parte del settore arbitrale e il fatto di essere riuscito nel primo anno ad arbitrare una finale mi sembra che comunque è un ottimo obiettivo. Secondo te, un arbitro, se dopo aver fischiato si rende conto di aver sbagliato, è giusto che ritorni sui suoi passi? Assolutamente sì. Qual è la motivazione maggiore che ti spinge a fare l'arbitro? Innanzitutto il piacere di stare in gruppo, il piacere di stare in compagnia. Amo tantissimo il gioco del calcio e quindi non potendo più giocare per problemi diciamo di infortuni avuti a suo tempo, il miglior modo credo di stare e di seguire il calcio sia quello di stare all'interno di un rettangolo di gioco e fare un po' da arbitro, soprattutto imparziale. La partita amatoriale che hai diretto e che non ti scorderai mai. La finale di calcio a 5 di quest'anno. E perché? Perché è stata la mia prima finale e quindi non la dimenticherò mai. Non c'è niente di meglio di... Non c'è niente di meglio di essere riconosciuti per quello che vali. Simula il triplice fisso finale che abbiamo finito. Ci vorrebbe un fischietto però.